Prego, qualcosa ulteriormente relativa a ecco. questa questione, poi tra l'altro ne stavamo anche parlando di cose anche molto interessanti che forse molti non conoscono, poi do la parola appunto al Sindaco. Sì, a questo io volevo riguardo. dire velocemente due cose per focalizzare proprio e far capire meglio la portata del problema. Stiamo parlando di una presenza di 80 capi a chilometro quadrato, e capi che hanno una elevatissima capacità di riproduzione, e quindi i 700 abbattimenti diciamo che limitano solo in parte il problema, ma sicuramente non lo risolvono. Poi oltre all'abbattimento c'è un grosso problema appunto per il post abbattimento, e quindi tutto l'iter procedurale che si deve necessariamente seguire perché venga fatto un abbattimento a regola d'arte e quindi per essere a norma anche con l'attuale legislazione. Che è una legislazione che è abbastanza Sì. severa, con dei controlli importanti a questo riguardo. Sì, coinvolge molti soggetti, perché coinvolge i telecontrollori, coinvolge i veterinari, coinvolge i volontari che appunto vanno a effettuare l'uccisione vera e propria dei capi, e quindi spesso e volentieri questi insieme di soggetti, se non controllati da una governance precisa, puntuale e soprattutto presente, rischiano di creare delle difficoltà piuttosto che risolvere un problema. Di che sono i cinghiali? Ovvero, c'è un costo, lo diceva, adesso darò anche la parola al Sindaco a questo riguardo, per la gestione, l'abbattimento, la conservazione, il trattamento delle carni, eccetera. Poi la carne può essere venduta, immagino. Sì, la carne può essere Cioè, può venduta, esserci in altre parti d'Italia si sono fatte esperienze importanti in anche. Toscana c'è anche Sì, in altre parti d'Italia si sono fatte esperienze importanti della filiera e quindi dell'utilizzo della carne all'interno del territorio in cui sono stati catturati questi animali, e quindi oggi vi è anche a Padova, anche nei Colli Egani, la possibilità, la necessità di cercare di trovare una filiera, perché poi se arriviamo a quei 2000 capi all'anno si produce, voglio dire, un numero importante anche di carne, e quindi su questo si potrebbe anche, sicuramente abbiamo la necessità di creare una filiera sulla carne e sull'utilizzo della carne di cinghiale. Perché potrebbe essere un business che in qualche modo, non dico faccia insomma, rientrare di spese, però insomma... Noi non la vediamo come un business, la vediamo come un'opportunità per la cattura di cinghiali, nel senso che, come lo diceva il Presidente, come lo dice sicuramente il Sindaco, voglio dire, noi siamo al 100% inclusi su questo problema. Noi non ne possiamo più. Infatti, questo è categorico, no, ma tanti che hanno degli appezzamenti sui colli ci hanno scritto la stessa cosa, anzi sono disperati, a dir poco. Come sindaci siete coinvolti in questa governance? In questa nuova governance? Saremo coinvolti. In che termini e come? Quindi qual è anche il vostro contributo? I sindaci o suddelegato andranno a formare assieme ai portatori di interessi che sarebbero le associazioni di categoria, la comunità del parco. Poi all'interno della comunità del parco saranno scelti i 5 membri che andranno a far parte poi del consiglio direttivo, che eleggerà il presidente, e quindi nel futuro prossimo, spero prima possibile, ma si parla comunque per fine anno, dovrebbe essere fatta questa governance per dare soprattutto la possibilità di agire anche su questi temi del cinghiale, ma altri temi, perché adesso arriviamo da 2 anni di commissariamento che ha fatto l'ordinaria amministrazione. Cosa ci sarebbe ancora da fare secondo il suo punto di vista? Poi chiedo anche al direttore Antonini. Parliamo a livello di cinghiale o in generale? No, in generale, perché questo è un problema, come ha detto lei, ce ne sono magari altri. In generale io credo, e qui mi tirerò qualche altra ira, in una rivisitazione del piano ambientale. Il piano ambientale che è nato nell'88, troppo ingessato, troppo macchinoso, c'è bisogno di essere un po' più snelli. Se un comune intende attuare una variante al piano ambientale, al proprio piano regolatore, al proprio PI o al proprio PAT, deve sottostare alla conformità col piano ambientale. Molto spesso questa conformità non c'è, e abbiamo visto che le varianti poi al piano ambientale si fermano in regione 3, 4, 5 anni, a volte non vengono mai esaminate, quindi si rischia anche di ingessare la vita amministrativa dei comuni. Non si rischia di snaturare la natura stessa del parco, lo vediamo anche dalle interviste, che è un bene anche di valenza ambientale, turistica.
Sì, perché c'è stato nella su questo sono d'accordo, non è che noi amministratori, sindaci vogliamo snaturare questo parco, però a volte dobbiamo dare delle risposte ben precise anche ai portatori di interesse, anche alle cantine. Cioè io vedo un parco che deve favorire le attività agricole, non bloccarle o per vizi formali, procedurali, no, si tengono 7-8 mesi fermi. C'è bisogno di dare risposte immediate, a volte la politica è molto più lenta rispetto a quella che è la necessità poi di chi fa impresa tutti i giorni. Sono d'accordo anch'io che comunque il territorio va salvaguardato e su questo non ci piove, però ci vuole un attimo, sì, procedure più veloci soprattutto per questo. Che cos'è che è necessario secondo i portatori di interessi, quindi le categorie che lei rappresenta, fare in una realtà come il Parco dei Colli, ma poi ci sono anche altri parchi dove comunque ci sono operatori del settore, diciamo questo, senza che poi si vada oltre i limiti? Sì, no, ma diciamo questo, oggi all'interno del parco molti agricoltori non lo vedono un'opportunità. Cioè fare agricoltura oggi all'interno del parco per gli agricoltori non è un'opportunità. Noi pensiamo invece che non è proprio così. Cioè noi pensiamo invece che fare agricoltura oggi all'interno di un parco deve essere un'opportunità. E quindi per questo motivo sono d'accordo con quello che dice il sindaco, sono d'accordo. Va modificato il piano ambientale, ma modificare il piano ambientale non vuol dire snaturare, perché un piano ambientale nato nel 1988, come si diceva, ha i suoi anni. L'agricoltura è cambiata, il modo di fare agricoltura è cambiato, dobbiamo mettere insieme le esigenze degli agricoltori, le esigenze di un territorio con la valorizzazione di quel territorio all'interno del parco e quindi per questo motivo deve essere modificato il piano ambientale in base alle esigenze anche dei portatori di interesse come è il mondo agricolo. Vuol dire anche ridurre la burocrazia, vuol dire anche dare la possibilità alle aziende agricole di avere più reddito. Questo è l'elemento in cui noi oggi cercheremo nella nuova governance risposte più concrete. E lei che ci opera direttamente, che cosa riscontra? Quali sono un po' le richieste degli operatori? Ne ho visto anche l'intervista di un giovane che tra l'altro più volte è venuto anche in trasmissione della CIA, che apre un'attività proprio nella zona tra l'altro di Arqua Petrarca, se non erro, no? Quindi alcuni ci provano. Sì, sicuramente una sburocratizzazione dell'intero sistema. Quindi questa burocrazia sì, decisamente, pesa per tutti, è una roba allucinante. Pesa proprio per quello che dicevamo prima, che diceva anche il sindaco, perché di fronte a un problema ci sono moltissimi attori che ne prendono parte e quindi il processo si allunga inesorabilmente. Mentre ma lì per non noi bisogna agire a agricoltori... livello nazionale, scusi, chiedo per la burocrazia, perché dopo alla fine è qualcosa di molto territoriale che si può risolvere oppure ci sono delle normative che fanno capo? Beh, il parco è regionale, poi però anche la regione deve sottostare ovviamente alle leggi nazionali, quindi ci deve essere un dialogo tra Ministero, Regione, enti locali, ASL, cioè, diciamo non è assolutamente semplice. Per noi agricoltori però l'anno delle scadenze fisse, la vendemmia in questo periodo si sta concludendo e così ogni anno. Diciamo che i cicli di produzione sicuramente non possono aspettare le lungaggini legislative e i problemi spesso e volentieri dobbiamo o risolverceli da soli o cercare degli escamotage per cercare di comunque preservare il raccolto e portare a casa reddito. E poi sicuramente ci sono delle opportunità che il parco potrebbe dare a livello turistico, ad esempio il parco è bellissimo, diciamo... Ma non è valorizzato sufficientemente? Non è valorizzato assolutamente, non è valorizzato sufficientemente e meriterebbe molta più attenzione da parte appunto sia della regione che anche a livello nazionale. Però dopo si dice, qua chiedo a lei direttore, quando ci sono più turisti eccetera gli agricoltori si lamentano. No, gli agricoltori non si lamentano, gli agricoltori oggi, soprattutto quelli all'interno del parco, stanno cercando di modificare la propria attività. Oggi un agricoltore deve vivere, soprattutto se è all'interno di aree particolari come quella del parco, vivere un'agricoltura anche come cultura, non solo come un'attività agricola atta alla produzione, ma anche sotto l'aspetto turistico e quindi la valorizzazione del territorio e dell'ambiente che lo circonda. È evidente che gli agricoltori sono
parte importante di questo. Gli agricoltori sono parte importante della valorizzazione del territorio e dell'ambiente che viene circondato. Quindi mettere insieme gli agricoltori, gli artigiani, i commercianti, il settore, altri settori all'interno di un'area come quella del parco, penso sia uno degli elementi importanti per far crescere il turismo e far crescere le nostre aziende agricole. Quindi l'azienda agricola deve sì produrre, ma deve anche far conoscere il proprio prodotto, e quindi qui arriviamo all'altro elemento importante che noi oggi cercheremo di affrontare con la nuova governance, che è il marchio del Parco dei Colli Euganei. Noi oggi vi è la necessità, lo abbiamo affrontato anche coi sindaci negli anni scorsi, oggi lo dobbiamo cercare che era di... caduto lettera morte cercheremo di valorizzarlo sempre di più, cercheremo di valorizzare il marchio in maniera tale da valorizzare quel territorio in cui quel prodotto viene fatto, da quelle aziende, ma soprattutto da quel territorio e da quell'ambiente che è quello del Parco dei Colli Euganei. Qualche alta autorità politico-istituzionale è proprietaria dei terreni devastati dai cinghiali? No, sono piccoli proprietari, questa vabbè è un'allusione, perché se lo fosse stato magari sarebbero intervenuti in qualche modo. Lei prima, Sindaco, rideva sotto i baffi relativamente ad alcuni aspetti diciamo così, di sfruttamento tra virgolette, del parco. Turisticamente è sufficiente quello che è stato fatto? Voi siete un comune, tra virgolette, fortunato, no? Sfruttato, io penso che il parco sia stato utilizzato, sfruttato sotto le proprie potenzialità. Io mi auguro che con questa governance veramente diventi quasi una fusione simbolica dei 15 comuni che costituiscono il parco. Ah, sono 15, sono sì, abbastanza. Perché il parco deve diventare veramente il soggetto promotore di tutte le iniziative, soprattutto di promozione di un territorio. Secondo me poi la figura principe di tutto questo deve essere il direttore, la nuova figura del direttore. Un direttore che deve essere quasi... Che non c'è ancora. In questo momento non c'è perché siamo sotto commissariamento, quindi la figura del direttore io l'ho sempre ritenuta una figura indispensabile, e quello che poi manda quindi il avanti... referente, diciamo, del parco, cioè diventa il referente del parco. Deve essere un manager. Se vogliamo che il territorio faccia promozione, deve essere vista come una figura manageriale pronta a incamerare i contributi della comunità europea, perché ce ne sono tanti. Quindi con dei progetti con progettualità e poi con promozione di un territorio che non ha nulla a che invidiare a nessun altro territorio italiano, quindi con una potenzialità incredibile. Io porto l'esempio dell'ultima manifestazione che abbiamo fatto ad Arquà ad agosto, dove 5 comuni si sono uniti e hanno fatto tutti assieme questa manifestazione che si chiama Calci di Stelle, dove 5 comuni hanno portato nel borgo di Arquà in questo caso, però andremo in maniera itinerante ovunque, 30 aziende agricole del territorio a fare promozione, perché l'enogastronomia in questo momento è un richiamo grandissimo trasversale, assolutamente, che richiama gente da fuori regione, quindi crea business, crea economia, crea lavoro, crea opportunità anche per i giovani, quindi queste cose vanno valorizzate. Chi meglio del parco può incamerare questa figura, nel senso da fare da regia assieme ai portatori di interesse, assieme alle amministrazioni, perché molto spesso le amministrazioni non sono capaci di fare turismo, non sono capaci di fare promozione. Ognuno lavora con il proprio campanile e cerca di portare a casa... Ognuno il suo, magari. Ma dobbiamo portare avanti un territorio, perché... Assolutamente. E adesso le do la parola, un attimo solo che andiamo in pubblicità, poi vi girerò anche, se ho letto delle vostre mail, alcune mail che fanno delle domande ben precise, e ve le chiederò delle risposte in modo che possiamo soddisfare anche chi ci ascolta. Pubblicità.